Io compro Siciliano Live, pronti per una nuova puntata? Noi sì, e quest'oggi però prima di tutto dobbiamo dire 270.000 volte che è bellissima questa famiglia di Io compro Siciliano che diventa sempre più grande. Siamo ben 270.000 a far parte di questo gruppo di siciliani, ma direi anche di amanti della Sicilia. Siamo ovviamente noi, parlo a nome di tutta la squadra, felicissimi di questa famiglia che diventa sempre più grande. Vi presentiamo oggi altri due protagonisti del Made in Sicily. Loro si trovano a Caltagirone e sono Davide e Morena Frazzetta. Ben arrivati, ragazzi. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie. Allora, ci troviamo a Caltagirone e parliamo di ceramiche. Sì, assolutamente sì. Ed è bellissimo perché qui c'è tutta una storia da raccontare. Intanto Morena e Davide sono sorelle e fratello e sorella che condividono quello che è il loro lavoro oggi, ma che nasce da una passione. Quindi mi piacerebbe, prima di raccontare i vostri prodotti, partire da come tutto è iniziato. Quindi dobbiamo partire da un Davide bambino. Sì, esattamente sì. La mia passione è nata per caso, come si vuol dire. È iniziato dopo le scuole medie, che quando ci sono le vacanze uno non sa cosa fare, e c'era un mio compagnetto di scuola dove mi disse di andare a lavorare presso una bottega. E così fu. Iniziando questo percorso, piano piano vedevo che questa passione cresceva, fino ad arrivare a un punto di trascorrere in questa bottega quasi 14 anni. Dopodiché ho visto che questa passione ancora aumentava e ho cercato di aprirmi una bottega per fatti miei, sotto il mio nome. E così fu. Ma dillo chi è che credeva in te, chi è che ti spingeva, allora, Davide, fai una bottega. Infatti parlo della mia bottega e mia sorella Morena, che mi aiutano tantissimo. Come si vuole, io sono le mani e lei è la mente. Anzi, ringrazio tantissimo lei perché fa tanto per me e anche per la famiglia. Infatti, grazie, abbiamo quasi 10-15 anni, non ricordo esattamente quanto. Abbiamo 13 anni. Con 13 anni sì, che abbiamo aperto questa attività e stiamo andando bene. Ma speriamo che continui in futuro. Che posso dire? Una cosa spettacolare, perché a me piace fare il mio mestiere, perché quando faccio un giorno di lavoro è come non lo facessi, perché quando fai un lavoro bellissimo. Come? Perché è la tua passione, quindi infatti, ami farlo, non ti pesa. Certo, perché il mio lavoro per me è un divertimento, io mi diverto facendo il mio mestiere. Poi quando hai le soddisfazioni molto di più. Io già mi immagino Morena perché vedo quel sorrisetto della serie, ok, quindi quando ti dirò che devi fare subito altri 100 pezzi di quelle pignedine, sì, non mi potrai dire sono troppi, perché ti diverti. Non è il solito da complimenti, questi complimenti un attimo mi hanno spiazzato, quindi sono rimasta in silenzio ed è difficile. No, comunque è vero, quindi, confermo. Sì, fortunatamente... ho sprontato Davide ad aprire questa attività perché credevo fortemente nelle sue potenzialità, proprio in un periodo in cui iniziava una vera e propria crisi economica, cioè 2007-2008. Quindi siccome io vedevo la sua estrema passione nel fare, nel creare, soprattutto creare oggetti che fossero appunto particolarissimi, perché lui modella tutto dall'argilla sino al prodotto finale. E quindi questo fa sì che l'oggetto in sé sia un oggetto unico sempre. E noi ci teniamo molto, cioè io ho sempre detto che il miglior cliente siamo noi stessi, nel senso io chiedo a mio fratello sempre sono molto esigente anche con i clienti stessi, gli sprono affinché loro creino un prodotto che sia per loro stessi quello che veramente desiderano, e quindi cerchiamo in qualche modo, infatti a noi piace seguire tutti i clienti, che siano sposi, che siano invece clienti normalissimi, che lo step by step, cioè noi quando creiamo una creazione inviamo sempre le foto, i momenti di modellazione, in modo tale che comunque loro seguano tutto questo percorso e vedano nascere quello che loro hanno richiesto, che secondo me è la cosa più bella. Cosa vi chiedono per esempio gli sposi, visto che sono stati i primi che citate? Mi viene sì, perché diciamo che gli sposi in realtà chiedono appunto un oggetto che rappresenti, perché molto spesso gli sposi che
ci scelgono, sono sposi di origini siciliane, ma che magari vivono fuori dalla Sicilia per motivi di lavoro, vuoi appunto che vivano sempre in Italia o anche all'estero, e quindi vogliono questa esplosione di sicilianità che chi riceve la bomboniera, oggetto classico della nostra tradizione, si ricordi della Sicilia. E appunto l'oggetto che di più gran moda in questo periodo sono soprattutto due, ne ho presi due ad esempio. Uno è la pigna, che è un oggetto che conosce una doppia modellazione, cioè viene modellata a tornio, e poi è uno strumento, cioè, classico, no? Diciamo che è quello che vediamo in Ghost, il film dove modellano appunto l'oggetto. Davide, aspetta, però glielo devo chiedere. Davide, ma a te è mai successo di portare una donna davanti mentre modelli? Le hai fatte crollare così ai tuoi piedi? Infatti. No, ovviamente è giusto per capire. Quello solo nei film. Quello solo nei film. Quindi è la pigna, l'oggetto che conosce la doppia modellazione a rilievo e a tornio, che rappresenta appunto la famiglia, la buona sorte. Ecco perché chi ha fatto una visita a Caltagirone molto spesso la vede esposta nelle balconate, proprio perché questo simbolo di buona fortuna significa porta dentro questa casa la prosperità, la famiglia e la fortuna. Ecco perché un altro oggetto che è molto in voga è appunto la testa di moro, ma non aspettate che non riesco a centrare, non la semplice testa di moro, ma la testa con i fichi d'India, che è ovviamente appunto uno tra gli oggetti, non solo per la testa in sé, che è diciamo, famosissima nel mondo, ma proprio per i colori appunto dei fichi d'India, il rosso e il giallo, che rappresentano proprio la bandiera della nostra Sicilia. Ecco, questi sono tra i due oggetti. Già da questo oggetto che hai fatto vedere si vede come sia fatto a mano, si vede quel sì, assolutamente, guarda, questi sono altre 100 teste non saranno mai uguali al 100%. No, assolutamente, se vedi questi sono due oggetti che vengono modellati interamente, ovviamente se vedete diciamo, le pale di fichi d'India, nonostante sono posizionati in maniera completamente diversa, e quindi questo fa sì che l'oggetto sia assolutamente unico per forma, dimensione e soprattutto colori, perché l'asciugazione di un prodotto avviene in maniera naturale, quindi la porosità più o meno durante lo smalto fa sì che le variazioni di colore siano diciamo, uniche. Non può esserci mai un verde che sia esattamente identico all'altro, proprio perché l'oggetto ha appunto un'asciugatura unica. Ma c'è, Davide, qualcosa che Morena ti ha chiesto, che ti ha messo particolarmente in difficoltà da quando avete questa bottega insieme? Ti ha detto vorrei che riuscissi a creare? No, sinceramente finora no. Ho cercato sempre di realizzare tutto quello che lei mi ha chiesto. Certo, ci sarà sempre qualcosa che non sono così bravo, però diciamo che accetta molto ben volentieri le sfide. Le sfide mi piacciono tantissime, ma non me ne creo problemi, sinceramente. Sì, quindi quando ci arrivano delle richieste particolari, lui non dice mai fatemici provare. Poi infatti per esempio una tra le richieste più strane che abbiamo avuto era quello di rappresentare su delle mattonelle enormi la Sicilia con tutti i simboli siciliani, che doveva arrivare fino in Australia. Quindi, siccome loro ci hanno dato carta bianca, ovviamente un conto è avere un disegno, comunque chi ordina o commissiona un prodotto, diciamo, ci dà uno schizzo di quello. Invece quando fai tu, ovviamente uno vuole dare il massimo, ma ovviamente deve cercare di contemperare a quelle che sono le richieste del cliente. Quindi lì uno dei lavori che abbiamo fatto di recente è stato proprio questo, dove siccome erano delle mattonelle veramente grandi, quindi la possibilità di rottura durante la cottura erano altissime, e questo significava perdere tutto il lavoro fatto. E devo dire che innanzitutto il cliente appena le ha viste ha detto avete superato le nostre aspettative, e poi fortunatamente è rimasto contento. È andato tutto bene, quindi sì. Veramente a oggi, cioè lui a volte mi dice ma forse non so se ci riesco, e poi devo dire che sempre supera quello che comunque gli viene richiesto. Questo ti ringrazio. L'umiltà è una grandissima dote, l'umiltà è veramente una grandissima dote. Hai parlato di Australia come se fosse un posto qui dietro l'angolo, quindi le ceramiche siciliane sono tanto apprezzate all'estero. Sì. Ai siciliani o a chi sta nel resto d'Italia o all'estero? Voi con i allora, i siciliani, diciamo che i siciliani negli ultimi anni stanno iniziando a valorizzare questo prodotto, perché siccome appunto noi in Sicilia abbiamo così tanto che a volte non ci rendiamo conto di quanto veramente abbiamo.
Dopo che ovviamente fuori dalla Sicilia l'oggetto viene più apprezzato perché proprio è vista come una novità. Noi siciliani siamo un po' abituati alle ceramiche, quindi diciamo, sicuramente diciamo, l'estero poi è diciamo, chi apprezza maggiormente i nostri prodotti. Comunque sì. Però devo dire che ultimamente, anche grazie alla creazione del vostro gruppo Io Compro Siciliano, dove noi abbiamo pubblicato che scherzo, abbiamo avuto il riscontro di molti siciliani che hanno acquistato dei nostri prodotti, che ci hanno contattato, che ci hanno fatto tantissimi complimenti che solitamente riceviamo dai clienti non siciliani. Ecco, questo è stato... Però questa cosa me la devi raccontare bene. Che vuol dire per scherzo? Com'è nata la vostra gruppo? Durante il lockdown sono stata io, diciamo, che una mia amica mi disse: ma perché non pubblichi le creazioni di Davide su questo gruppo? E io ero titubante perché, ripeto, molto spesso con i siciliani devi andare a sviscerare la questione, perché dicono magari c'è quella cosa, dice ce ne sono tanti, tu perché dovremmo scegliere te piuttosto che altri? Quindi in realtà non ero molto propensa, perché ero un po' scoraggiata da questo. Però un giorno ho detto, beh, ma sai, io lo pubblico qualche oggetto, e avevo pubblicato degli oggetti creati da pochissimo, che erano delle teste di moro molto particolari, che fichi d'India, avevo pubblicato che cos'altro, delle pigne con decoro siciliano, degli alberi, sì, e quindi, ma così, avevo lasciato, ho pubblicato questo post, quindi poi l'avete approvato e io sono andata a fare le mie cose. Appena sono arrivata avevo tipo 30 notifiche e messaggi, non so, tantissime. Ho iniziato ad aprire, tutti chiedevano i costi, chiedevano quanto fossero alte, e io ho anche scritto prezzi pubblicamente senza problemi, e ad un certo punto ho iniziato ad avere tutti desidero ordinarlo, io ho detto, io no, cioè, ne abbiamo, perché siamo soliti noi diciamo, creare un pezzo per ogni oggetto, al massimo 2, ma c'è sempre una variazione, che so, certo. Probabilmente la testa di mora, quella corona, oppure i dettagli, quindi ovviamente specificavo che non c'era una riproduzione in serie, e quindi è stata una bellissima novità, nel senso, veramente io non ci credevo, ho visto, ho detto, e sono partiti i pacchi per Palermo, per Messina, per Catania, che è dietro l'angolo, perché noi siamo in provincia di Catania, per Agrigento. Quindi veramente noi vi ringraziamo, perché è stata una vetrina dove abbiamo potuto mostrare i nostri prodotti ai siciliani. A proposito di questo, guardiamo insieme un brevissimo spot che ci ricorda del nostro super marketplace www.iocomprosiciliano.com. Ok. Ecco, www.iocomprosiciliano.com, lo ricordiamo a tutti, per chi vuole acquistare, per chi vuole conoscere un po' meglio una realtà che può essere una grande vetrina, un'altra opportunità per le aziende. A proposito di materiale video, chiedo aiuto al nostro Nicolò Acquisto in regia, perché vogliamo vedere delle altre creazioni delle ceramiche artistiche dalle Frazzetta. Sono Morena Frazzetta, faccio parte della ditta Arte e Ceramica di Davide Frazzetta. Ci troviamo a Caltagirone nel nostro negozio. L'azienda è nata circa 10 anni fa dalla passione del suo fondatore, ovvero mio fratello Davide, che sin da piccolo ha avuto la passione per la modellazione, l'argilla, l'artigianato. Per diversi anni ha lavorato presso una bottega artigianale calatina e successivamente ha deciso di aprire una bottega in proprio, e abbiamo fondato appunto Arte e Ceramica di Davide Frazzetta. Vasi, teste di moro, candelieri, pigne, i vasi, i centrotavola ed anche gioielli siciliane. Vi aspettiamo, grazie e a presto!
Abbiamo visto anche un po' di Caltagirone, oltre a Morena, tu sei, cioè, la portavoce ufficiale, tu sei brand ambassador, si dice così ormai. Sì. Sono io che mi occupo appunto della sponsorizzazione dell'azienda, dei rapporti commerciali, quindi sì. In quel video ovviamente ho fatto meno errori di quelli che ho potuto fare oggi, perché oggi c'è, quindi... Anzi, ma tra l'altro avete anche un bellissimo, ma di che? Ma tra l'altro avete anche un bellissimo negozio. Grazie. Grazie mille. Questa pietra che si vede, che ovviamente con la ceramica diventa un tutt'uno ancora più suggestivo. Assolutamente sì, proprio perché ci teniamo a mostrare quello che è l'artigianalità, quindi la pietra in realtà è uno degli elementi primari con il quale si costruivano le abitazioni e abbiamo voluto improntare anche questo nel nostro negozio. Adesso su che cosa stai lavorando, Davide? Questo è il periodo di Pasqua, ci sono delle ceramiche in particolare che si possono magari tirar fuori nelle case in questo periodo? Sì, stiamo lavorando sulle uova di Pasqua. Non quelle di cioccolato, di ceramica, queste non si mangiano. Però la cosa buona è che non scadono queste, attenzione, come scadenza non ce n'è. Che sono belle. Sì, grazie. Siccome è il periodo, e allora li produciamo. Il periodo di Natale, alberi di Natale, presepi, diventa il momento, uno si adegua alle creazioni. Sì, ne abbiamo di tantissimi modelli, grandi, dimensioni, piccoli. ve ne mostriamo un paio. Vedi? Bello, tanti colori, tante... Ma sì, ovviamente sono tutte espressioni della sicilianità, come potete vedere, e quindi sono tutte queste colorazioni molto allegre. D'altronde, anche se il periodo di questo momento, dato la situazione pandemica che stiamo attraversando, abbiamo sempre voluto evidenziare lo spirito sempre dei siciliani con i colori, allegria, perché ad ogni modo dobbiamo sempre essere grati, perché siamo qui. E anche positivi dobbiamo essere. Ma chi vi contatta può anche avanzare delle richieste su determinati colori, perché io immagino anche delle ceramiche un po' più importanti all'interno di un appartamento, uno magari vede attraverso il sito che è realizzato un vaso particolare e dice guarda è bello, però nel mio salotto ci sarebbe meglio di un altro colore, se ne può parlare? Uno dei fili conduttori del nostro negozio, della nostra azienda è quello di poter personalizzare in toto i prodotti, proprio perché nascono proprio dall'argilla, proprio dalla creazione materiale del prodotto. La personalizzazione è al 99, io dico sempre al 99,9%, perché quindi colori, forme, dimensioni, dettagli, dediche personalizzate sui prodotti, molto spesso ci capita di scrivere proprio sui prodotti. Sì, magari si vuole realizzare una testa, una pigna, oppure un oggetto, un piatto, e magari sotto mettiamo la dedica di chi lo fa, per quale occasione. Sì, addirittura c'è una bellissima idea. Sì, durante la festa del papà una mamma ci ha contattato e ha fatto realizzare un piatto per il marito, per conto del figlio, è scritto sei l'orgoglio della mia vita, grazie papà, e quindi ed era un piatto che rappresentava appunto un ornato siciliano, e quindi sì, questo che la personalizzazione del prodotto è una delle cose che nel nostro laboratorio si può realizzare, forme, colori, dimensioni. Bellissimo, mandiamo anche qualche messaggino così salutiamo i tanti che ci seguono in diretta, tanti altri sappiamo che ci seguono poi in differita negli altri orari, ma abbiamo modo di dare il buongiorno anche ad alcuni dei 270.000 amici, lo ricordiamo perché questo è un numero bellissimo, sono tantissimi che ci seguono con Io Compro Siciliano Live, seguono tutti i passaggi. Tra l'altro mi è piaciuto molto, non ne avevamo parlato prima, quindi non sapevo di come voi foste entrati per la prima volta nel mondo di Io Compro Siciliano, è stata una bellissima testimonianza anche la vostra. Grazie, ma è la verità, nel senso veramente ci siamo scommessi per gioco, ed è quando ci avete contattato per questa intervista è stato per noi un piacere, perché comunque è continuare un percorso che comunque ci dà delle soddisfazioni, quindi perché no, anzi ti ringraziamo veramente per questa possibilità. Ma grazie a voi e grazie soprattutto a Davide per le cose bellissime che realizza con le sue mani. Siete una coppia perfetta, secondo me difficilissimo. Mi chiedo se anche da bambini andate così d'accordo. Veramente no, come fratelli e sorelle, come tutti i fratelli e sorelle, siamo il cane e il gatto, lo siamo sempre stati, quindi. Però quando lavoriamo...
In diretta non si sarebbe detto, perfetti composti, No, ognuno con i suoi ruoli, fantastici. infatti, sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Ragazzi, siete una bella famiglia, veramente. Ok, grazie Capisce mille. la passione che mettete nel vostro lavoro, ve lo ricordiamo ancora una volta, Arte e Ceramiche Davide Frazzetta, noi ci mettiamo anche Morena Frazzetta all'altra metà di questa produzione bellissima, quindi grazie per averci raccontato la vostra storia all'interno di Io Compro Siciliano Live. Grazie Grazie a mille, voi, una buona comunque. giornata. Ciao ragazzi, salutateci Caltagirone, la meravigliosa Assolutamente Caltagirone. Ciao. Ok. Grazie. Noi vi ringraziamo per averci seguiti e come sempre l'appuntamento è domani per un'altra puntata di Io Compro Siciliano Live.